Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi le riprese partono da qui, immersi nella Valle della Luna del territorio Agese. Quella che vedete alle mie spalle infatti è la chiesa di San Pietro di Ruda, posta al di sotto della strada provinciale 74, per intenderci, che collega Aggius con Trinità d'Agurtu. Mi sono fermato qui alla chiesa campestre di San Pietro di Ruda, ma in realtà l'obiettivo di questo pomeriggio è raggiungere l'incantevole e selvaggia spiaggia di Cala Sarraina, posta all'estremo occidente della Gallura, nella cosiddetta Costa Rossa. Qui mi sono fermato giusto per darvi un punto di riferimento, perché ovviamente quella cala non la raggiungeremo dalla strada ordinaria, ma seguendo una viabilità secondaria che parte proprio da questa chiesetta e si collega alla strada provinciale 90 Santa Teresa Castelsardo. Visto che ci sono, vi mostro anche questa piccola chiesetta campestre edificata nel 1803 per volere di un ricco proprietario terriero chiamato appunto Pietro Rudas. Come potete vedere è un'architettura piuttosto semplice, anche questa tipica degli Stazi della Gallura. Questa più che altro sembra quasi una casa riadattata a chiesa. Vedete, qui tutto intorno abbiamo un bel boschetto, alcune bancate anche qui per i festeggiamenti. Come tutte le chiese campestri presenta un campanile a vela e al suo interno c'è una piccola campanella che pare provenga da una nave tedesca affondata al largo della costa durante il secondo conflitto mondiale, recuperata da un abitante di Trinità d'Agurtu e donata appunto alla chiesa. Ora entriamo velocemente al suo interno così lo vediamo. Guardate, carina anche questa è abbastanza curata, è divisa in tre navate, questi tre archi, vedete, e qui sull'altare troviamo 4 nicchie con 4 santi, e se non ricordo male, oltre che San Pietro è presente anche San Giorgio, Santa Margherita e Santo Stefano. Bene avventurieri, ora stiamo iniziando proprio la strada che abbiamo visto dall'alto, vedete, procediamo in direzione Cala Sarraina, frazione Lucolvu, attraversiamo tutta la campagna gallurese fuori dalla viabilità ordinaria. Questa stradina dovrebbe essere interamente asfaltata, però essendo una stradina secondaria mettete in conto che è alquanto stretta e ovviamente ci sono attraversamenti di sabbia. Guardate che bellina, però si affitta nella campagna gallurese, deve essere spettacolare. Poi la veduta verso il mare, ancora siamo più verso l'entroterra. Regga al sole, perché con questi nuvoloni altrimenti le riprese mi vengono compromesse, soprattutto quelle col drone. Guardate, qui stiamo passando tra la roccia. Il manto fino ad ora
bellissimo, è una strada veramente panoramica. Vi ricordo che stiamo procedendo in direzione di Cala Sarraina, questa incantevole cala che fa parte della Costa Rossa, la zona costiera che fa capo a Trinità d'Augustu e Vignola. Dovrebbero essere circa 16-18 km da questa chiesetta alla cala, quindi non manca molto. Vedete, qua è finito il comune di Aggius e inizia quello di Trinità d'Augustu e Vignola. Speriamo che nel mentre questo vento spazzi via qualche nube, in modo tale che la spiaggia sia almeno soleggiata. Accidenti, è arrivato il vento un po' in anticipo, era previsto per domani, domenica, ma è arrivato già dalla sera. Guardate quante mucche al pascolo, qui sì che stanno bene, lontane dal caos cittadino, immerse in questa valle. Guardate, quelli sono i monti della Valle della Luna in pratica. La strada prende quota, saremo sui 300-400 metri. Ora inizia la discesa, ci stiamo avvicinando al mare, sento anche il profumo del mare, oltre quello della vegetazione. Guardate quanti tornanti, questi sono bellissimi tornanti in discesa, belli stretti. Ovviamente non sono strade da fare con una moto sportiva. Finalmente un bello spiraglio di sole, speriamo regga. Qui ci sono alcuni vigneti, dovremmo essere ormai prossimi alla strada provinciale 90. Eccola là, intravedo la provinciale 90, la Santa Teresa a Castelsardo. Vediamo se riusciamo a raggiungere la nostra cala. Ecco avventurieri, qua ci stiamo ricollegando alla provinciale 90 in pratica. Hanno fatto una bella rotatoria qua, bello svincolo di accesso. E ora ci dirigiamo verso la nostra cala. Qui ci sono due alternative che possono percorrersi per raggiungere la cala. Noi andiamo per il primo bivio che si incontra, perché è più stretto ma più panoramico. Questo per Vaccaggi, vedete? Altrimenti il bivio principale si trova leggermente più avanti. Questo passa per Lucolbu, deve essere un agriturismo. Qui ci sono diversi ettari di vigna, cantina Lucolbu. Bellissima, guardate che panorama. Qui c'è l'agriturismo Cala Paradiso. Si vede che ci stiamo avvicinando al mare, avventurieri. Ci sono anche le pinette, c'è un bellissimo cannetto, è una strada dissestata. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivarci. Qui c'è un pozzicello e un piccolo rio. Guardate che spettacolo, questa stradina è decisamente più panoramica di quella che si fa per accedere immediatamente alla spiaggia. E come chilometraggio in pratica siamo lì, anziché farlo sulla provinciale 90 lo sto facendo in questa splendida, con questa splendida veduta. Guardate, quella laggiù è proprio la spiaggia, è bellissimo da qua.
Mamma mia, una spiaggia veramente solitaria, soprattutto in questo periodo. Poi guardate che spettacolo. Arrivare da questo accesso è stato proprio azzeccato. C'è anche un ristorante proprio in prossimità della spiaggia. Vediamo un po', ora ci facciamo 2 passi a piedi. Deve essere di qua. Ecco, avventurieri, stiamo arrivando. Guardate che luogo incantevole. Siamo proprio qua. Allora avventurieri, siamo arrivati a Cala Sarraina, questo incantevole anfiteatro naturale bagnato da un mare cristallino. Oggi, come vedete, un po' ventoso. Guardate avventurieri, sono 200 metri di spiaggia incastonate tra queste, la scogliera intrachite rosa che durante il tramonto serale acquisisce sfumature rosse più o meno intense, a seconda di quanto infuocato è il tramonto. Guardate avventurieri, la sua sabbia ha delle sfumature rosate ed è impreziosita da piccoli ciottoli di trachite rosa che la impreziosiscono, e le sue acque, guardate, nonostante il mare oggi sia leggermente mosso, ha delle sfumature che vanno dal turchese all'azzurro. È un vero e proprio incanto. Guardate avventurieri, qui sia a destra che a sinistra lungo la scogliera ci sono dei sentieri di trekking che consentono di effettuare appunto una passeggiata fino addirittura al Monte Tinnari da una parte, accompagnati dal rumore e dalla melodia di queste onde. È davvero un luogo spettacolare. Cos'altro aggiungere avventurieri? Qui ogni infuocato tramonto è un arrivederci sussurrato dalla bellezza e al sapore di poesia. Avventurieri, anche questa nuova motoavventura qui nella Costa Rossa volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciatemi un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime e tutte